Sono arrivati prestino verso le 8, 7 e mezza, 8 e la gente ha cominciato, i curiosi hanno cominciato a venire verso le 8 e mezzo, già i primi. Curiosi a passeggio, in bici, l'area a ridosso del percorso naturale Tergola, pellegrinaggio di curiosi. Una giornata, quella delle riprese di Se domani non torno, film tratto dal libro scritto da Papagino dedicato a Giulia Cecchettin, che Sant'Andrea, frazione di Campodarsego, non dimenticherà. È un orgoglio però per Sant'Andrea. Per Sant'Andrea è sempre un orgoglio quando c'è visibilità, per cui credo che anche in questo frangente insomma sia stata positiva la cosa. Non è che si capisca bene cosa stanno facendo, è bello il punto lì, dopo vedremo a cosa si riferisce. Ecco, è un punto che noi di Sant'Andrea amiamo molto perché andiamo a camminare tutte le mattine. Un'esperienza diversa che non si è mai visto, e anche il paesino è quello che è, quindi essere entrati in questo interesse italiano porta un po' di orgoglio qua al paesino, insomma, anche perché hanno approfittato della situazione, il sindaco ha sistemato un po' le stradine. Sono venuto qua a vedere un attimo cosa stanno facendo. Ho visto che stanno facendo molte cose qui e nulla. Adesso vado a vedere un attimo cosa c'è di bello. È un orgoglio per Sant'Andrea, per questo paese? Sì, tanto orgoglioso che comunque stanno facendo un bel film, soprattutto su una cosa molto importante. E in effetti il set è allestito in un punto caratteristico della frazione dove si intrecciano due corsi d'acqua, il fiume Tergola e il Tergolino, e dove sorge un antico mulino. C'è il fiume, c'è il mulino, c'è la convergenza dei due fiumi, ci sono i percorsi pedonali dove puoi camminare. Uno degli angoli, diciamo, più carini di Sant'Andrea. Questo è un mulino datato, mulino del 1920, però la struttura è del 1580. Praticamente qui c'era la portacarraia che andava verso la villa della il castello, diciamo, dell'Esmanina. Citato anche da Dante nell'Inferno, questo piccolo angolo della provincia, gli abitanti di Sant'Andrea hanno assistito curiosi e con il rispetto dovuto alla storia, al lavoro della produzione, che si sposterà in questi giorni nel Padovano per essere poi in città venerdì.